impeachment. E passo la parola a... Interviene Paola Taverna. Sì, grazie, buongiorno. Un'altra categoria degli atti compiuti dal Presidente Napolitano che a nostro avviso rappresentano delle gravissime violazioni del dettato costituzionale riguarda l'esercizio anomalo, per non dire l'abuso del potere di grazia e di commutazione della pena. La grazia, come sapete, è disciplinata dalla nostra Costituzione all'articolo 87 e nel tempo è stata sempre più delimitata in modo stringente da parte della Corte Costituzionale e nel senso moderno è intesa come un perdono accordato per ragioni umanitarie. Se facciamo memoria di quelle che sono state le ragioni umanitarie considerate dal nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la nostra memoria corre alla commutazione di pena in favore di Sallusti. Con un tocco di bacchetta presidenziale 14 mesi di condanna di carcere per diffamazione sono stati trasformati in 15.000 euro di multa e a detta del Presidente Napolitano, e leggo, tutto ciò è stato fatto al fine di favorire una riflessione su una disciplina più equilibrata ed efficace del reato di diffamazione a mezzo stampa. A noi sembra che la situazione sia totalmente un paradosso, perché da un lato avevamo un magistrato diffamato a mezzo stampa secondo una sentenza passata in giudicato e dall'altro c'era un direttore del giornale recidivo proprio per diffamazione, il quale consapevolmente evade dagli arresti domiciliari per farsi arrestare e montare uno scandalo mediatico. Allora, un Presidente che siede sul colle più alto della Repubblica, che dovrebbe esercitare il ruolo di rappresentante dell'unità nazionale e di garante della Costituzione, un Presidente che è anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e che dovrebbe tutelare l'indipendenza e l'onorabilità dell'ordine che presiede, un Presidente che invece interviene giustificando e perdonando un offensore intenzionale, un condannato che non ha scontato neppure un minuto di pena e che per giunta non è affatto pentito del reato commesso. Crediamo che ogni commento su questa vicenda sia superfluo e non vorremmo dover parlare delle strane vicende che si sono sviluppate sul caso del sequestro di Abu Omar e della grazia concessa al colonnello degli USA Joseph Romano. Se andassimo a scavare bene le giustificazioni di quel perdono, ci potrebbe persino balenare il dubbio che sia stato commesso un altro reato presidenziale, ovvero l'alto tradimento. D'altronde Giorgio Napolitano, signori, lo vogliamo ricordare, fu il primo dirigente di un grande partito comunista ad essere accolto trionfalmente negli Stati Uniti e viene da chiedersi che cosa non sarebbe disposto a fare pur di non incrinare questi rapporti personali tanto consolidati nel tempo. Allora, questi esempi di concessione della grazia, così come vengono reinterpretati dal Presidente Napolitano, ci fanno avvertire un pochino la sensazione sgradevolissima che più di un provvedimento e di equità a fini umanitari si rivolga un po' alla grazia che veniva data a un tempo, un'indulgenza, signori, una clemenza, rimessa all'esclusiva valutazione di opportunità del sovrano. Ebbene sì, è un atto autoritativo tipico delle monarchie assolute, quelle monarchie in cui tutti i poteri sono concentrati nelle mani appunto del sovrano che si pone al di sopra di essi e addirittura al di sopra del potere giudiziario. Allora, per questo non dobbiamo sorprenderci se il governo e il Presidente sono tanto indulgenti e protettivi nei confronti del Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri. In fondo il Ministro non fa altro che ricalcare quelle che sono le orme del suo augusto protettore e i casi umanitari, gli occhi di riguardo e le grazie si ottengono non per necessità ma per telefono. Il problema è che in Italia non tutti hanno la fortuna di avere i numeri giusti. Guai poi se qualcuno si è permesso di sollevare pubblicamente il dubbio che vi possano essere dei favoritismi di Stato a vantaggio di pochi. E non so se vi ricordate l'idea di grazia a Berlusconi e la presentazione dell'amnistia a orologeria. Beh, solamente aver insinuato che quelle due cose potessero in qualche maniera essere connesse attirò nei nostri confronti le ire dell'inquilino del Quirinale, che ci etichettò come il movimento al quale non frega nulla della gente.
Noi siamo qui oggi proprio per dimostrare che invece a noi interessa molto della gente. Ci dispiace che purtroppo il nostro tempo sia costantemente occupato da altre persone delle quali oggettivamente non vorremmo interessarci. Vorremmo anche poter dimenticare l'ingerenza da parte del Presidente della Repubblica, che ha fatto in modo di salvare il PD e il PDL, che ricordiamo governano insieme ormai da tempo immemore, quando ha salvato il pregiudicato Berlusconi inserendo al suo posto un governo tecnico che doveva fare una serie di cose scomode. In quel momento il signor Berlusconi avrebbe avuto palese il suo declino politico, ma è stato ben congegnato da parte del Presidente della Repubblica la possibilità di accordare un anno dove l'Italia, grazie al governo Monti, è stata distrutta, ed è un anno che ha concesso a Berlusconi di rifarsi una nuova verginità. E siamo costretti a ricordare anche qualcos'altro. È vero che la Costituzione italiana non impedisce che ci sia un secondo mandato presidenziale, noi questo lo sappiamo, come sappiamo che lo spirito stesso della Costituzione invece va in altra direzione. Signore, 7 anni sono un arco lunghissimo di tempo e ci sono stati altri presidenti che hanno fatto scelte differenti. Io vorrei citare le parole del presidente Ciampi: confermo la mia non disponibilità a candidarmi per un secondo mandato. Nessuno dei precedenti 9 Presidenti della Repubblica è stato rieletto. Ritengo che questa sia divenuta una consuetudine significativa. È bene non infrangerla. A mio avviso il rinnovo di un mandato lungo, qual è quello settennale, mal si confà alle caratteristiche proprie della forma repubblicana del nostro Stato. Peccato che il Presidente Napolitano non abbia seguito questo consiglio e che sia ben lontano da quell'onorevole Giorgio Napolitano che rinfacciava al suo predecessore Cossiga di aver, parole del Presidente Napolitano, totalmente smarrito il senso della misura del Quirinale. Beh signori, a me viene da fare una battuta. Bentornati ai tempi di Luigi XIV. Non spetta a noi affermarlo, ma qualche dubbio ci viene. Sul regno del celebre sovrano non calava mai il sole. Su questa monarchia presidenziale continuano a calare invece delle ombre sempre più inquietanti, e vi ringrazio. Lascio la parola ai colleghi.